Buonasera a tutti, ben ritrovati in questo spazio in compagnia delle Sibille. Vi ricordo subito quali sono i prossimi appuntamenti. Saremo nuovamente in diretta giovedì alle 19, ma gli appuntamenti comunque sono sempre due nell'arco della settimana. Un appuntamento serale, prima serata. Una volta la prima serata erano le 8:30. Come cambiano i tempi adesso, 21:15, quindi martedì alle 21:15, giovedì alle 19, dove sono in compagnia col Marietto Veneziano. Quindi perché vi dico fin da subito gli appuntamenti? Primo perché se vi fa piacere stare in nostra compagnia, abbiamo questa cadenza, questi appuntamenti settimanali, e secondo perché se non dovessi riuscire a rispondervi alla domanda questa sera, avete ancora altre numerose chance. Vi ricordo appunto che a tutti è dato ricevere un consulto, comunque una possibilità gratuita, cioè un consulto no, non intendo quello privato, una consultazione di prova durante la diretta, quindi se volete conoscerci, se non avete mai fatto una domanda prima, ma anche se l'avete fatta in passato, e magari è la serata dove non ci sono persone nuove che fanno una domanda, quindi avete sicuramente l'occasione di avere una vostra risposta. Ma per avere una risposta dovrete formulare la domanda così come vi spiego adesso. Dovete indicare il vostro nome, la vostra data di nascita, dovete argomentare la domanda, intanto scegliere uno degli argomenti della vita, l'amore, la carriera, le entrate economiche, una vendita della casa, insomma quello che è l'argomento che vi sta a cuore, e eventualmente se la domanda dovesse riguardare un'altra persona dovrete indicare anche il nome e la data di nascita di questa persona. Se chiaramente si dovesse trattare di una relazione sentimentale, date anche indicazioni se la state frequentando da poco, se è una relazione che va avanti da anni, se è una relazione che va avanti da anni ma lui è impegnato, lei è impegnata, voi siete impegnati, cioè cercate di scriverlo, per il semplice fatto che poi a volte compaiono delle figure e si comincia a cercare di capire, potrebbe voler dire, diventa dispendioso e anche magari non sempre preciso. Quindi ricordatevi sempre che quando si interrogano soprattutto questi metodi di divinazione, è fondamentale per l'interpretazione della risposta delle nostre amate Sibille che la domanda sia quanto più precisa possibile. Più è precisa la domanda, più è precisa la risposta. Ci tengo a dirlo, lo dico sempre, proprio per ricordare a quelli che già conoscono il canale cosa mi aspetto di trovare, ma soprattutto per istruire le persone nuove che dovessero aggiungersi nel corso del tempo alla diretta, al canale e a queste serate che trascorriamo insieme. Quindi mi raccomando, il vostro nome, la vostra data di nascita servono e sono importanti per una scia energetica quanto più vicina alla vostra possibile, perché immaginate che non chiedendovi il cognome già è probabile che ci siano persone col vostro stesso nome nati nello stesso giorno. Quindi è chiaro che per questo che chiediamo delle specifiche in più, per poterci agganciare alla persona giusta, altrimenti magari vi rispondo per un vostro omonimo. Bene, detto questo, penso di aver chiarito abbastanza con precisione quello che mi aspetto nella vostra domanda. Vi ricordo altre due cose. Prima di tutto di concentrare in in un unico commento la vostra domanda, non cominciate a scrivere mi chiamo Enzo, il commento dopo sono nato poi volevo sapere questo e poi sotto un altro. Quindi questo diventa difficile da gestire in quanto i commenti vengono ricevuti dalla piattaforma da cui trasmettiamo e trasmettiamo in contemporanea da 3 canali diversi, i 2 canali YouTube, uno del Marietto Veneziano e il mio canale YouTube, e il gruppo di Facebook, Radionica, Radiestesia, Tarologia ed Ermetismo. Tra l'altro mi fa piacere se decidete di aggiungervi al gruppo, all'interno del quale condividiamo quotidianamente degli argomenti che rispettano appunto il gruppo e le tematiche trattate dal gruppo. Ma a compendio di tutto quello che condividiamo trovate nel nostro
amatissimo, veramente ci abbiamo messo tanta energia e tanta cura, sito che si chiama www.ilcapitano.altervista.org. Quello che ho menzionato è l'indirizzo che dovrete digitare nella barra degli indirizzi, ma che potrete anche selezionare sotto nella descrizione al video qui sul canale YouTube. Quindi trovate già il link scritto, ma se non doveste venire da lì e magari siete collegati da Facebook, vi ricordo ancora www.ilcapitano.altervista.org. E la seconda cosa, scusate, che vi volevo dire, oltre al fatto che adesso entreremo nel merito del sito, è che se ponete la domanda e non sopravvivete al pippone della Hilde, quindi mettete la domanda lì, cambiate canale o andate a vedervi la TV o vi fate la telefonata con l'amica o con l'amico e io magari vi chiamo perché la regia, il Marietto nella fattispecie che si occupa della regia di questa serata, vi dovesse selezionare la vostra domanda e io vi chiamo, non avviene risposta, quindi io passo un'altra domanda e sicuramente non dico che perdete l'opportunità in futuro di avere una risposta, ma perdete sicuramente il turno. Quindi siete avvisati, cercate di resistere, anche perché magari oggi avete solo la premura di avere la vostra risposta, ma in un altro momento ascoltare le possibilità e ciò che potete trovare contattandoci privatamente o richiedendo i nostri servizi professionali potrebbe esservi utile o di aiuto. Sappiate che oltre le dirette legate alle sibille, sia il Marietto che la sottoscritta facciamo proprio consulti professionali in privato, quindi se desiderate fissare un vostro appuntamento vi ricordo che un consulto ha una durata di 40 minuti e un costo di 20 €. Ovviamente andiamo previo appuntamento, quindi quando ci contattate su Telegram o su WhatsApp ai numeri nostri, quindi il mio sta scorrendo in sovraimpressione in questo momento. Quello del Marietto è nei commenti, scusate, nella descrizione al video. Sicuramente lo trovate anche nel sito che vi ho menzionato prima, quindi ci potete scrivere e da lì ci organizziamo appunto per la consulenza. Ma non ci occupiamo solo di questo, essendo della scuola ermetico-cabalistica, ovviamente tutto quello di cui ci occupiamo è nel sito. Quindi il sito a cui vi ho indirizzato nasce nel 2015 per opera del Marietto, in seguito mi sono aggiunta anche io. Inizialmente questo sito è nato come piattaforma di divulgazione di quelli che erano i lavori di un gruppo esoterico molto ristretto, quindi tutti i circuiti sono stati disegnati, alcuni sono stati ridisegnati da precedenti autori, con alcune modifiche correttive per impedire o evitare errori di orientamento e quindi bypassare questa problematica e per soprattutto far sì che il circuito possa durare più a lungo dei famosi 6 mesi, che poi è il tempo in cui probabilmente arriva ad assorbire troppe interferenze, troppe frequenze, vibrazioni esterne a quelle del circuito e quindi non vale più la pena utilizzarlo. Quelli rielaborati dal Marietto invece non si impregnano mai di interferenze energetiche e quando hanno finito di lavorare sul testimone sono come nuovi. Quindi fino a quando non si deteriorano, non si rovina la stampa, potrete continuare a utilizzarli. Quindi se ancora non avete capito cos'è la radionica, allora sappiate che è un modo per intervenire nelle situazioni apportando frequenze, onde di forma al soggetto su cui verrà appunto applicato il circuito per sicuramente ripristinare stati energetici, migliorare e potenziare anche il carattere per certi aspetti, oppure favorire, propiziare. Di conseguenza andate ad attingere al sito dove appunto tutti questi circuiti, alcuni li vedete adesso in sovraimpressione, sono raccolti all'interno di dispense. Se non sapete come si usa la radionica, vi ricordo che ogni dispensa è corredata comunque da brevi istruzioni, ma che nei nostri canali YouTube
divisi e organizzati in playlist, trovate moltissimo materiale video di spiegazione. Quindi nei nostri canali YouTube non trovate solo i video delle dirette, ma anche tutto quello che abbiamo condiviso nell'arco di questi 3-4 anni ormai, forse anche di più, da quando appunto abbiamo cominciato a divulgare apertamente le nostre conoscenze. Bene, nel sito trovate anche la sezione shop. Poco fa il Marietto ha messo in sovraimpressione anche il nostro ciondolo, il ciondolo sefirotico. Questo per noi cabalisti è una cosa straordinaria, è un simbolo non solo importantissimo ma anche estremamente potente, perché raffigura il perfetto equilibrio del mondo a venire, che ovviamente è l'ideale di vita, dove ogni aspetto della nostra vita è perfettamente equilibrato, bilanciato, e quindi vi può scorrere il massimo flusso di benedizioni, dalla prosperità, dalla sicurezza, dalla protezione, dall'equilibrio, dalla salute, dall'armonia, dalla bellezza, da tutto quello che è il perfezionamento che proviene dai regni spirituali superiori in equilibrio e in armonia. Quindi, a parte e oltre questo straordinario significato, sul ciondolo sono stati aggiunti dei programmi tramite programmazione sia radionica che radiestesica. Questo per permettere al possessore dell'amuleto, del talismano, di ottenere altri vantaggi sulla protezione, soprattutto quella occulta, quindi la protezione energetica, che è fondamentale e che purtroppo nella sua assenza siamo sicuramente più soggetti a vivere problematiche, ad avere appunto anche relazioni disarmoniche, e quindi tutta quella serie di scompensi, compreso anche è programmato anche per il riequilibrio dei corpi sottili, dei chakra, dei meridiani, per ripristinare il magnetismo, quindi quello che ci permette appunto di recuperare la salute, eccetera. E in più, dulcis in fundo, ma non meno importante, abbiamo aggiunto le frequenze propiziatorie di Giove, quindi è un bel ciondolo a cui nel tempo potrete sempre aggiungere ulteriori programmi laddove aveste delle esigenze aggiuntive o diverse, o piano piano nel tempo appunto altri obiettivi che vorrete raggiungere. Bene, detto questo, vi ricordo molto brevemente che della tradizione ermetico-cabalistica fanno parte anche i sigilli salomonici, anche i sigilli di Mosè. Sono di 2 estrazioni diverse a livello temporale, ma sempre della tradizione cabalistica, quindi si rivolgono sempre a quelle sfere di intelligenza, delle intelligenze divine, dei vari livelli di coscienza che poi sono associabili ai governatori e ai pianeti, quindi governatori planetari, ma hanno appunto obiettivi diversi. Quelli di Mosè, che in questo momento scorrono in sovraimpressione, sono poco conosciuti, sono molto più famosi i sigilli salomonici, ma anche i sigilli di Mosè hanno un grande potere, una grande capacità di mettere in comunicazione il loro possessore a un'intera schiera angelica, mentre quelli di Salomone sono più ristretti, generalmente si rivolgono a 3, 4, massimo 5 intelligenze divine, ma in ogni caso svolgono perfettamente le loro funzioni. Laddove non doveste avere le idee chiare su quello più adatto per voi, vi consiglio sempre un consulto professionale, così da poter prima di tutto analizzare la vostra situazione tramite metodi di indagine e poi individuare il metodo correttivo che vi si presta meglio. E in ultima analisi vi ricordo anche che siamo sempre pronti anche per quello che riguarda l'aspetto ritualistico, quindi sempre di questa tradizione esiste tutta una varietà che poi può essere altamente personalizzabile al bisogno, di rituali cabalistici, quindi eventualmente anche per quello che possa rivelarsi più adatto a voi, vi consiglio un consulto. Bene, ora direi di cominciare a rispondere alle domande. Siete sopravvissuti al pippone della Hilde, quindi vediamo se posso liberarmi di luce, che mi dà un assedio ferrato. Allora, Donatella, 2 ottobre 71, dimmi che ci sei.
Ci sei, Donatella? Vi ricordo che se avete scritto la domanda poi dopo non ci siete, io ovviamente passo a un'altra domanda. Vediamo se Donatella c'è. Attendo ancora un pochino, poi passerò alla prossima. Ok, Sara, benissimo, ciao Sara, tra l'altro noi ci conosciamo, ho già avuto piacere di parlare con lei qualche occasione. Allora, Sara, 23 gennaio 73, vorrei chiederti se nell'immediato arriverà una buona occasione di lavoro rispetto a quello che svolgo adesso. Ok, benissimo. Quindi in un colpo solo ci ha già detto che sta lavorando, ma che chiaramente desidera vedere se c'è qualche possibilità per lei. Quindi Sara, 23 gennaio del 73. Intanto saluto tutti gli amici che nel frattempo si sono aggiunti e che hanno anche salutato, quindi buonasera Baldo. Allora, torniamo a Sara e al lavoro per lei, vediamo se arrivano altre opzioni. Vi ricordo comunque le tempistiche delle sibille non sono di facile identificazione in quanto parlano per eventi più che per tempo. Il taglio già vede una tua preoccupazione, non sei tanto felice, non c'è soddisfazione e sicuramente in questo momento comunque tendi più che a lanciarti a preservare quello che c'è, anche perché sicuramente hai degli impegni, delle responsabilità e quindi si vedono nel taglio. Ma vediamo alla stesa. Allora, Sara, la prima linea ci dice che sei un po' bloccata, che o quantomeno lo sei stata, probabilmente più da bisogno economico che per il piacere di restare nel posto dove ti trovi. E hai cercato sicuramente delle alternative, si vede con la carta del pensiero che hai iniziato a elaborare tutta una serie di progetti, individuare soluzioni. Sicuramente è una situazione che non è proprio, abbiamo visto dal taglio, vediamo anche la carta della prigione, insomma non è il massimo. Però in questo momento, anche se c'è la carta della fortuna, parte con insomma una linea del presente che parte già in salita perché c'è la nemica, c'è la falsità, quindi dovrai comunque fare attenzione anche a quello che potrebbe fare una persona a tuo danno. Potrebbe essere qualcuno che tenta di screditarti o che alle tue spalle non dice le cose per come stanno. Quindi c'è un clima, diciamo così, un pochettino di incertezza. La carta della falsità, ovviamente, oltre a parlare di questo rischio, di questa incertezza, parla anche di avere pazienza, di attendere le opportunità e quindi potrebbe anche dirti attenta, stai pronta, porta pazienza ancora un po' perché qui c'è qualcosa, ok? Secondo me è possibile già una qualche opportunità, una qualche occasione adesso. Adesso intendo non ora mentre parli con me, mentre ci stiamo sentendo nella diretta, ma nel tempo attuale, nel presente, quindi anche nei prossimi giorni. Questo potrebbe essere legato a quest'uomo più giovane che si vede qua. Quindi se non è un collega, potrebbe comunque trattarsi di un uomo comunque più giovane di te, magari una persona a te cara, oppure un figlio se ce l'hai. Quindi diciamo che in questo momento, anche se c'è probabilmente una persona molto insidiosa, fastidiosa e di cui guardarsi, e quindi anche tutto quello che proviene da lei o quello che è in atto adesso ti richiede pazienza, ma c'è qualche buona possibilità già al presente. Vediamo come si sviluppano le cose da qui in avanti. Si vede comunque una persona, vedi, gran signore, ammalato, sacerdote, questo lascerebbe intendere comunque che ci sarà una persona benefica per te, probabilmente una persona che potrebbe darti una mano, ma
con la carta dell'ammalato diciamo che c'è, come dire, un forte dubbio, non necessariamente di questa persona, ma che magari questa persona suscita in te rispetto a quello che potrà avvenire tramite lui. Quindi sì, possibilmente questa persona ti vuole aiutare, ma probabilmente sarai di fronte a un dilemma. Quindi non ti vedo lanciatissima. E tra l'altro la carta del sacerdote avvisa di possibili problematiche che possono essere di natura legale, di natura contrattuale o preoccupazioni che magari avrai in futuro rispetto a certi impegni che prenderai. Comunque è una persona che magari inizialmente, quindi potrebbe anche voler dire che inizialmente sembra molto disponibile, ma poi è anche possibile che per questioni sue, magari questa persona stessa che non starà bene e che quindi non sarà più tanto in grado di aiutarti, risulterà distaccato. Quindi diciamo che ci sono degli sviluppi, ma sempre da prendere con estrema cautela. In realtà poi la chiusura è benefica, abbiamo comunque una bella chiusura, qualcosa come se ci fosse un inizio, la possibilità di un inizio che parte da un colloquio e effettivamente è qualcosa che ti piacerà. Abbiamo veramente una bella chiusura. L'unica cosa è che se ci sarà questo colloquio, quindi se vieni chiamata per un primo colloquio, proprio per vedere questo potenziale e magari dare avvio a un qualcosa, quindi magari iniziare un'attività lavorativa o lavorare per conto di qualcuno in un contesto o in una direzione che a te piace, però quindi l'iniziale cosa benefica diventa però una frustrazione, quindi ci sarà sicuramente probabilmente una notizia in un secondo tempo che ti metterà di fronte alla necessità magari di fare un corso, di riprendere degli studi o di fare altri colloqui. La carta dell'artista spesso ci mette di fronte a questo, alla necessità di rivolgersi a qualcuno che ci sappia consigliare, guidare, oppure proprio a una carta di conoscenza, quindi magari dovresti veramente fare un corso di preparazione, prendere una certificazione, qualsiasi cosa che comunque in seguito diventerà per te importante e ti darà maggiore stabilità e solidità. Io comunque vedo che una bella notizia arriva, però dirti che è vero, tu mi stai chiedendo solo se ci saranno delle altre opportunità, ok? Se arriverà qualche buona occasione, quindi qualche buona occasione ci sarà, probabilmente mancherà un qualcosa nel tuo curriculum, oppure ti sarà chiesto un'integrazione di un titolo o dovrai prepararti, quindi magari potrebbe essere anche un qualcosa che in qualche modo richiede un secondo colloquio in seguito. Comunque ci sono degli sviluppi rispetto al lavoro che già svolgi, c'è possibilità di fare altre cose. Quindi spero di essere stata chiara, ho guardato più cose, spero che te le ricordi tutte, potrai comunque sempre rivedere la risposta perché il video della diretta resta comunque sul canale. Se c'è. Ok, vediamo se c'è Ivan, così. Ivan, ci sei? Vedo che hai messo la domanda. Prego, Sara. C'è di nuovo luce in agguato. È fissata. Allora, Ivan non sembra dare segni. Allora teniamo la nostra donna. Perché Donna ha scritto che c'è? Sì, dopo ho detto che c'era. Ah, ok, benissimo. Quindi rispondiamo a Donna, mentre cerco di liberare il tavolo dalla presenza di luce che, mannaggia, si fissa. Allora, Donna, dimmi che ci sei ancora, che non sei andata via, perché adesso sei di nuovo stata selezionata. Vediamo, speriamo che insomma la risposta delle connessioni ci permetta di vedere in fretta il tuo commento, perché magari lei scrive ma non arriva. No, non c'è più. Allora, Quindi anche Donna non c'è più. Vediamo la Rosita. Rosita, che mi sembra un nome nuovo.
Allora, ciao Hilde, vorrei sapere tra me e mio marito come va su tutto. Rosita, non eri all'inizio della Poi non diretta, c'è, esatto, non c'è il non c'è il nome e la data nome. di nascita di tuo marito, quindi Allora purtroppo non posso andiamo, risponderti. esatto, allora Andiamo un po' indietro, vediamo se ci Alex, sono. vediamo il nostro Alex Galletti. Allora, l'Ivan ha poi scritto No, sì. ok, lo facciamo io, anche c'è Ok. Allora, ehm, quindi, ciao Hilde, il prossimo mese inizia un nuovo lavoro, come vedi che mi andranno le cose? Trattienila, ti prego, regia, perché non ce la faccio più di rimetterla giù, è diventato un lavoro. Sollevamento pesi, tra l'altro pesucchia. Allora, bene, Ivan c'è, quindi il prossimo mese inizia un nuovo lavoro, come vedi che mi andranno le cose? 26 luglio del 75, benissimo, allora vediamo per Ivan gli sviluppi del nuovo lavoro che inizierà a partire dal prossimo mese. Come devo fare con questa gatta? Allora, vediamo un po'. Ma l'occasione è buona, sicuramente vediamo se me ne sono liberata definitivamente, non lo so. Allora, il taglio è bello, è un bel taglio. Vediamo adesso come si sviluppano però le cose e l'occasione finalmente di fare qualcosa che ti entusiasma un po', mi sembra di capire. Allora, ta 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 ta. Vediamo un po'. Allora, ma quindi prima riga muove già le cose nella direzione di un bel contratto, nella direzione di un qualcosa che finalmente, no, ti si presenta come una bella cosa, probabilmente o è un lavoro che avevi già fatto nel passato o è qualcosa su cui ritorni, quindi magari non necessariamente perché lo hai già fatto, magari anche perché è un argomento che era già in qualche modo questo tipo di lavoro aveva già in qualche modo incrociato il tuo cammino, quindi c'è un qualcosa di benefico con soddisfazione e quindi diciamo che sembra anche che in qualche modo ci sia stato il contributo di una persona, di una tua conoscenza, di un'amicizia in qualche modo, quindi diciamo c'è una riga di partenza interessante e benefica anche qui. Quindi tutto bene. Diciamo anche che la linea del presente, ovviamente rispetto alla tua domanda, quindi dal prossimo mese, quindi dall'inizio del lavoro, quindi si vede questa carta del viaggio, l'avvio, la partenza, una partenza anche solida, vedo una donna, una figura comunque di riferimento più grande, potrebbe essere anche una persona che magari ti formerà o che ti affiancherà in qualche modo. Devo dire che ci sono delle cose che dovrai un pochettino riguardare perché abbiamo questo consonante sorpresa ladro. Quindi o nasce come una sostituzione, un cambiamento che può avvenire cammin facendo, quindi mettiamola così, parti con questo affiancamento, c'è questa donna che ti può guidare, che ti può istruire, o comunque c'è una figura che in qualche modo ti darà dei suggerimenti per il tuo bene, ok? Una persona preparata, ma anche in grado di spronarti un po'. Quindi c'è qualcosa che parte molto bene. Abbiamo però questo primo accenno del ladro, quindi dovrai fare un po' attenzione. Generalmente è un avviso di guardarti un po' bene, sia delle circostanze, magari qualcosa ti sfugge, magari qualcuno non si comporta in modo perfettamente trasparente, quindi ci possono essere delle cose da non sottostimare o dei cambiamenti che non dipenderanno da te, quindi sembra andare tutto bene, parte tutto bene, ma c'è un primo cambiamento in vista. Diciamo che
quindi se c'è questo affiancamento e poi una partenza vera e propria nel tuo ruolo, si vede tutta la tua buona volontà, ma anche qualcosa di interessante che può svilupparsi con un collega. Questo può voler dire sia la condizione di partenza del tuo lavoro, quindi la disponibilità anche a cominciare magari da un gradino un po' più basso nella scala, in attesa di begli sviluppi, di una crescita che sembra comunque vedersi. Di fatto è anche possibile che ci sia una buona competizione molto stimolante con un collega, potrebbe essere poi più giovane di te. Ora mi piacerebbe, son curiosissima, mi piacerebbe sapere di cosa si tratta, che lavoro andrai a fare. Di fatto probabilmente qua mi sa che ci sarà una prima busta paga un po' con qualche nota dolente, perché arriva una comunicazione importante, vedo che non la prendi tanto bene e, la carta della gelosia insomma sembra metterti in crisi, che poi possano essere, questioni economiche o una situazione che è proprio legata a questa notizia, insomma diciamo che c'è una prima prova un po' particolare. Fondamentalmente fedeltà, dottore, vuol dire che a fronte di questa prova comunque le cose andranno bene e che riceverai degli aiuti, ma deliranti, gran signore, dovrai fare attenzione a un clima piuttosto incerto, instabile, che può essere condizionato anche da colleghi, da appunto da queste notizie che magari vanno e vengono, da persone che si intrometteranno, da alcuni aspetti che possono un po' sfuggire nella situazione, quindi anche infastidirti, ma sembra comunque, prima abbiamo visto questi aiuti, poi vediamo che comunque c'è un gran signore, quindi potrebbe essere un responsabile, potrebbe essere una persona che comunque è il referente o il titolare, questo dipende dalla realtà che vai a vivere a partire dal prossimo mese, quindi comunque diciamo una persona più alta in grado e che ha un ruolo di guida, ma soprattutto benefico nei tuoi confronti. Ok? Quindi Ivan, con i suoi alti e bassi, con quello che sono tutte le necessità di prendere le misure, di inserirti nella nuova realtà che probabilmente è già consolidata e quindi devi un po' trovare la tua dimensione in questo posto, ma alla fine, a parte queste due situazioni di cui ti ho avvisato, sembra piuttosto tutto tranquillo. Bene, benissimo. A questo punto io ringrazio tutti, il Marietto fa segno che il tempo della diretta è concluso, io vi ringrazio tantissimo e vi ricordo